Sì. Partiti allora Julianes che si sfideranno in questa quinta edizione del Giro di Primavera, classica ormai tradizionale di inizio stagione per questa categoria. Carovana che si è messa in moto, dopo questo tripudio di colori, di coriandoli, di defilanti che si è beccato tutto il nostro Riccardo. E sul tripudio avrei qualcosa da aggiungere. Pronto.
Marco Lazzer, Salerniano 1000 ho visto una maglia del quarto di casa dentro squadra. Eccoci qua con il Carlo completo, vediamo il 3 gruppo compatto, mentre un po' di maglia del femminino, primo tacco giornata, il numero 34, Riccardo Cugino, Walter, service del gioco. Eccolo qui, allora avete così per il primo attaccante di giornata, l'applauso del pubblico al numero 34, Riccardo Cugino. Comincia già all'intervento, si lancia, scalza, uomo del tag team, sta segnando numero 10 e poi numero 10 è sempre Leonardo Sari e poi ripresenta come la consuetudine il centro dei 83 e sempre Filippo Soni. Per tenere il vantaggio del quarto di strada sotto il decisamente controllabile. C'è anche un movimento che si vive in questo caso a favore dell'azione della presa, quasi a favore, leggermente trasversale, ma comunque in favore dell'azione della presa quando la Lombe Liga salirà dalle nostre parti. Ecco anche la moto di Francesco Caglia che si è immessa. Eccolo qui, allora sempre 14 secondi di vantaggio, l'applauso del pubblico per Riccardo Cugino e poi per il 18. Dietro vediamo un'altra maglia del San Emiliano, 54. Numero 10, tanti bei punti per Leonardo Sari, 94, terza posizione per Federico, adesso il gruppo sarà per la zona comunale. Bravi ragazzi, bravi! Guarda qua, Moro! Moro, sta subito là davanti! Dai Aldo! Dai! Come là, ragazzi! Dai Belin, vamos là, Belin! Dai che finisce! Bravo! Nicole, finita, vai Giacomo!
Ecco la macchina del direttore di corsa, anche qui frutto del vivaio di San Vendemiano, Matteo Tavian. Adesso. Eccoci qua, eccolo qua. Sì, però Baez non è che abbia tutto questo vantaggio, Radio Corsa ci aveva raccontato qualcosa di diverso, naturalmente c'è stata la reazione del gruppo, insomma è transitato con una manciata di secondi in maglia del second team davanti, ma insomma vediamo tutti insieme appassionatamente in questo passaggio alla guizza. C'è stata ovviamente una selezione, la avvertiamo proprio dalle parti finali sulla coda del gruppo con alcuni atleti, ne transitano due, altri due e poi in fondo sullo sfondo vediamo arrivare altri un pochino più appesantiti nella loro azione. C'è stata appunto questa selezione. Una cinquantina comunque di uomini davanti, questi non hanno assolutamente perso il treno battistrada perché lungo la discesa con le capacità tecniche che qualcuno riuscirà a dimostrare in discesa riuscirà a recuperare, ma vediamo che sono davvero in tanti dietro che stanno arrancando, stanno stringendo i denti per rimanere, non perdere troppo tempo, non lasciare troppo svantaggio. Eccoci qua, ancora atleti, sono ancora in corsa comunque perché non ho visto passare la macchina di fine corsa, quindi tutti atleti che sono ancora in grado di giocare le loro carte. Vedete, proprio è lungatissima, è una caratteristica di questa nostra gara. Oggi sono partiti quasi 190, 97-98 e il gruppo di testa è forte di una cinquantina di uomini, un'altra cinquantina pronti a recuperare, a ritornare nel gruppo di testa e poi c'è tutta questa infinita teorema di atleti che cercano di rimanere agganciati e rimanere in corsa. Giornata che comincia anche a farsi calda, quindi ci sarà anche da tener conto di questa particolare situazione idrica. Abbiamo visto anche i massaggiatori darsi un grande affare con i beveraggi. E qui comunque siamo già, penso, a un paio di minuti di ritardo e la situazione si fa grave. Eccola qui, c'è la macchina. Ci vedi? Questo qui siamo sul tratto verso appunto la chiusura del giro, si chiude con una leggera discesa. Eccolo qua, come annunciato da Radio Corsa, i tre precedenti attaccanti non hanno avuto grande fortuna, adesso tutti tornano a ranghi compatti, abbiamo detto una cinquantina di uomini in corsa, forse anche qualcuno di più, sullo sfondo abbiamo visto una macchia di altri atleti, potrebbero a loro volta riuscire a rientrare, vediamo il ritardo, la moto è lì che attende, quindi difficilmente questo gruppo rimarrà solo di 50 circa uomini al comando, ma ripeto, la storia del Giro di Primavera racconta sempre questa grande vivacità sulla parte collinare per poi svolgersi l'arrivo a ranghi compatti, tranne un anno solo, lo scorso anno, quando appunto ci fu l'arrivo in solitario, poi sempre arrivo a ranghi compatti con volata finale del gruppo. Per quanto riguarda invece le caratteristiche del percorso, ripetiamo il giro iniziale, sono 4 km da ripetere 9 volte, poi si percorrerà un tratto di trasferimento per unire il circuito in piana con il circuito collinare, è un trasferimento di 5 km, dopodiché comincerà il circuito collinare 5 volte 10 km e 300 metri circa e poi si rientrerà ovviamente seguendo la strada con gli obblighi della cartellonistica, quindi il ritorno è un po' più lungo, 10 km e 800 metri per immettersi nella parte finale del tracciato.
Ecco qua i 40 uomini al comando, c'è lo sprint per... Allora, abbiamo rubato l'orecchio a Radio Corsa Informazione e allora Riccardo D'Apos, il nostro atleta San Vendemiano Team CF, transita davanti a tutti, quindi Riccardo D'Apos ribadisce il suo buon stato di forma, buona giornata, era transitato in seconda posizione prima, in prima posizione adesso, quindi bei punti per lui. Il gruppo abbiamo visto più o meno con le stesse unità del giro precedente, anche se a occhio qualcuno ha mollato. Di sicuro dietro il ritardo è aumentato, questo lo possiamo dire abbastanza sicuramente. Il distacco è aumentato e anche gli inseguitori sono solo due, quindi non c'è bisogno di grandi confronti. Due inseguitori nemmeno tanto convinti, un terzo che cerca di recuperare, siamo in controluce, non so se no, non è una maglia del San Vendemiano. Ecco qua, vedete. Ma il gruppo dietro, il secondo gruppo, il gruppo principale inseguitore, verrebbe da chiamarlo, lo vediamo, lo apprezziamo anche in questa immagine, è davvero lungo e vediamo delle pedalate piuttosto imbastite, piuttosto appesantite, quindi difficile davvero per questi avere speranze di recuperare. Se al primo passaggio un po' per passione, un po' per speranza mi auguravo che questi entrassero nel gruppo battistrada, adesso mi sembra che le speranze, se prima erano da 1 a 100 erano 50, qui siamo un po' meno di 25. Sperando di sbagliare, si intende. Quindi abbiamo rubato l'orecchio a Radio Corsa Informazione con il passaggio secondo del GPM, aspettiamo la seconda e terza posizione, intanto registriamo con piacere Riccardo D'Apos, San Vendemiano Team CF. Sì, qui lo vediamo anche dall'andatura. Questo gruppetto di 50 unità circa viaggia con 1 minuto abbondante di vantaggio sui più immediati inseguitori. Sono anche qualcosa di più di 50, ovvio. Comunque dai, la testa della corsa sostanzialmente è questa, 1 minuto abbondante il ritardo, c'è qualcuno che cerca di rientrare, magari una caduta, scivolata. Primo passaggio, abbiamo detto, per Pais del Monte Corona, poi Riccardo D'Apos del San Vendemiano CF Forni, e qui la solita postazione che unisce. È praticamente l'angolo terminale il punto terminale del circuito, da lì comincia il circuito vero e proprio, dalla parte dove vedete alla destra gli atleti, dove si chiude per poi rientrare. Ma siamo solo al secondo passaggio. Eccoci qua, c'è un testa a testa, il gruppo non rimonta, ci attendiamo un testa a testa tra Zoccarato e Consolaro. Eccoci qua, allora vediamo la terza posizione intanto.
Allora intanto il primo a questo passaggio è stato il 116, Zoccarato Samuele, l'avevamo annunciato in testa a testa con Costolaro Christopher, che si è accontentato, si fa per dire, della seconda posizione. Attendiamo le info per quanto riguarda la terza posizione. E in terza posizione le informazioni arrivano un po' anche loro come possono. Riccardo Da Pos, mi riferisco naturalmente al GPM terzo della Guizza, quindi terza posizione per il numero 2 Riccardo Da Pos, e quindi Riccardo Da Pos mette un bel punticino che gli serve per rimanere davanti a tutti nella classifica. Adesso c'è anche il 116 Zoccarato con 5 punti. Consolaro va a 4. Passaggio quindi al GPM con Zoccarato, Consolaro e Da Pos. Ecco, cede il 73, adesso a questo passaggio con la telecamera fissa siamo pronti a vedere il transito da solo del numero 116. Si tratta di Samuele Zoccarato della Pasta Sgambaro, che ha attaccato all'inizio del terzo GPM e si è tenuto sulle ruote Consolaro. Con questo sono passati al terzo GPM e adesso sembra che Zoccarato si sia liberato anche di Consolaro e stia procedendo da solo a tratta della Pasta Sgambaro. Eccolo qui, numero 116, Samuele Zoccarato, Pasta Sgambaro. Però ha dato un bel colpetto, vediamo un po'. Le spalle di Zoccarato, dovrebbe esserci Consolaro, ma a questo punto mi sa che il gruppo è riuscito a recuperare i fatti. Un uomo solo al comando, numero 116, Zoccarato della Pasta Sgambaro dietro il gruppo, non sembra però così convinto nell'inseguimento. Siamo solo al terzo passaggio, c'è ancora tanto da soffrire, tanto da inseguire. E come detto anche in precedenza nel nostro commento, sappiamo benissimo che il tratto del rientro sono 10 km molto dritti. Favorisce questo tratto, favorisce chi insegue. Eccoci qua, macchina di inizio corsa ciclistica, così riusciremo anche a valutare al meglio questo quarto e penultimo passaggio al GPM. C'è un attacco di Zoccarato. Allora passaggio di Zoccarato con il 116. Seconda posizione per il 174, 174. Sì, allora confermiamo 116, 174, 176. Allora 116 Samuele Zoccarato della Pasta Sgambaro, seconda posizione per il 174 Alberto Zanoni della Contri Autozai, terza posizione per Samuele Battistella.
come facilmente prevedibile, lo vediamo anche da queste immagini. Al quinto GPM c'è il fuggi generale, tutti vogliono arrivare in tempo per assistere alla volata conclusiva di questo quinto giro di primavera, però a noi serve moltissimo per fare il punto sulla situazione. Questo è il secondo gruppo inseguitore. Infatti vedete anche qui tutti pronti per risalire nelle macchine e tornare a San Vendemiano. Adesso c'è un numero 174, allunga il 174 Alberto Zanoni, vediamo se viene confermato anche dalla diretta streaming. (174) Zanoni, atleta della Contri Autozai. Dovrebbe essere ormai imminente il transito di Zanoni, Contri Autozai. E ha mollato un bel colpetto, guadagnando subito 20 secondi. Il 174 Alberto Zanoni, Contri Autozai. Quindi ecco che passa Zanoni, maglia della Contri Autozai, per lui ormai transito ormai effettuato, primo posto per lui. Seconda posizione per il 159, si tratta di Edoardo Francesco Faresin, e poi in terza posizione il 173, si tratta di Filippo Zana, Contri Autozai. Quindi chiaro l'intento della Contri di tenere tutti indietro per favorire l'azione di Zanoni. Ecco, e quindi a questo punto noi ci avviciniamo al nostro punto di commento in Viale De Gasperi. Lasciamo il commento alle immagini, grazie naturalmente anche all'assessorato allo sport di San Vendemiano per questa esperienza. Ci auguriamo di rivederci presto e naturalmente mi riferisco all'8 di maggio per la nostra gara della internazionale. Grazie a tutti, buon proseguimento sulle corse con le strade del Velo Club e del Cycling Team San Vendemiano. Hai detto qualcosa? Beh, cazzo, oggi. Con la telecamera dietro. Gianluca.
sono dentro. Sono 170 la palla del pubblico per Luca Mozzato, secondo addirittura quarto Filippo Urbana si è separato, terzo posto ovviamente per Massimo. Allora sul palco sono il vincitore Luca Mozzato, il secondo Alberto Zanoni, il terzo Massimo Orlando, i tre uomini che stavano comunque concludendo a corsa da soli, il gruppo è arrivato proprio in Sicilia. Arriva una spintonata, l'applauso del pubblico anche per questo atleta che conclude la sua fatica. Sì, l'applauso del pubblico per quest'ultima volta con la quale si chiude la nostra quinta edizione Riguardo punteggio, la classifica finale premia l'atleta Simon Giacomello, Praxis P3, premia la signora Lidia della ditta Alstel Utilities. Simon Giacomello, l'applauso del pubblico. Nella classifica secondo Sari Leonardo del San Vendemiano Team CF, terzo Riccardo Tosin Work Service Iliotto. Mettetevi in centro. L'applauso del pubblico per Simon Giacomelli, Praxis P3 Mito Sport. L'applauso del pubblico, grazie. E allora, classifica GPM, ripetiamo, Samuele Zoccarato, Pasta Sgambaro, premia il signor Enrico D'Alozzo della ditta Zinto. E allora l'applauso del pubblico, grazie. Classifiche, i primi tre. Terzo classificato premia il presidente del cycling team Gino Mazzer. Terzo classificato Massimo Orlandi, San Carlese. Intanto riceve l'omaggio floreale, poi per tutto il resto ci troveremo alle premiazioni vere e proprie. Secondo classificato premia il sindaco della città di San Vendemiano, l'onorevole Guido Dussin. Secondo classificato Alberto Zanoni, Contri Autozai. Premia il vincitore la signora Lidia della ditta Astel Utilities. L'applauso del pubblico a Luca Mozzato, Contri Autozai. Allora, con l'omaggio floreale consegnato dalla signora Lidia della Astel Utilities, amici sportivi, l'applauso del pubblico per il podio composto da Luca Mozzato, Alberto Zanoni e Massimo Orlandi. Stappiamo il prosecco, però vedo che c'è un certo fuggi generale.